Ah, proprio guarda, anche la scaletta per andare in piscina. Proprio un sogno sto posticino. Sì, veramente. Direi di sì. Ripeto, sei imbucato, c'è una specie di frazione, sei dentro imbucato, perché la strada principale è di là. Una martora, cos'è? No, una puzzola, cos'era? È mezza rotta. Che roba. So, io non è che sono un misantropo. Il misantropo è colui che odia le persone, odia circondarsi di altre persone. Però accidenti, ogni tanto, giustamente ogni tanto, no? Come a panna e fragoe, no? Buonissima, ma io caro, tutti i giorni, diventa anche triste da digerire la storia. Ogni tanto, guarda le barche che va a pescare. Vivere di questa solitudine, di questo nulla, di questo vuoto, per, come diceva Battisti, riscoprire te stesso, no? Eh sì, perché è nel vuoto che si sguinzagliano e corrono, no? I tuoi pensieri, le tue riflessioni, o comunque nascono certe cose che mai avrebbero trovato spazio e tempo per nascere una normalissima e caotica mattina dove ti te alzi, te c'ha le tram, te hai telefonate di lavoro, questo e quello, che altro, insomma, ecco, il bar, il caffè, il cappuccino decaffeinato, senza lattosio, con latte di soia, senza il simeso. Questa è un po' chiamano la malinconica atmosfera scozzese, no? Che io conosco molto bene, che ho sempre adorato, insomma non mi sono mai lamentato io di com'era il meteo, chiamiamolo, lì in Scozia, perché in fondo più che meteo, più che condizione meteorologica, questo è anche un altro modo di vedere e vivere le cose, no? Cioè le stagioni sono un po' come un cambio di prospettiva, ok? Come un cambio di attore nello stesso contesto. Ed è bellissimo, secondo me, almeno per me, ecco, che ho questa enorme fortuna, vivere anche l'autunno e l'inverno, quindi non solo la primavera e l'estate, perché ci hanno detto che sono le migliori, no? Tipo nelle tartarughe ninja, Leonardo sei il top e che altri sei una merda. In realtà cosa cambia? Il colore della fassetta, Leonardo sei blu, che altri sei di altri colori, insomma, ecco, dai. Cazzo, ma ogni mattina passa il capriolo. Sto pensando coi due tratti marcati, però qua c'è un altro più piccolino, quindi forse potrebbe essere un cane, sì. Sì, vedi, sto cane che a differenza degli altri ha quelle due unghie molto marcate. Questo ad esempio è un cane normale, sarà il capriolo che se fa i giri. Certo che con tutti questi nuovi cambiamenti climatici tante cose secondo me sono passate un po' in sordina. Ad esempio i cormorani, che una volta erano rari, sono questi uccelli qua aspetta che ti zoomo prima che mi rampa, li vedi? Questi qua sono degli uccelli che si tuffano in mare o nei fiumi, nei canali, pescano anche nei fondali, cioè proprio completamente sott'acqua il pesce e ritornano su. Poi hanno questa loro caratteristica, questa fissa di asciugarsi le ali, perché altrimenti con le ali bagnate insomma farebbero fatica poi a volare o se devono scappare, no? E siamo strapieni adesso di sti cormorani. Guarda che è già pronto per saltare, eccolo là, vedi? Cormorani everywhere. No che mi dia fastidio, assolutamente. Volevo solo far notare sta roba. Oggi Fioi è il 2 marzo 2026, fra neanche un mese partirò per la mia amata Scozia, ovviamente con calma, quindi purtroppo, purtroppo, insomma, dovrò farmi dei giorni in giro per l'Europa fino a quando non arrivo proprio alle porte per non trovare William Wallace che mi aspetta. Dio, guarda una micro cosa, come si chiama? Una micro lumaca. Cioè, anche il sinistro adesso mi si allargano sempre di più questi oscuranti, porca miseria. Cioè, a sto punto aspetto ancora per attaccargli gli altri ganzetti, cioè che non mi ritrovo gli oscuranti di 14 metri, Dio caro.
di solito il materiale si stringe, questo si allarga. Classici, aspetta, perché sigo col microfono dentro il casco, posso anche parlare normale, non si vede niente tra il cavo e la visiera che si appanna. Benvenuto in Veneto, questo invece è il sole marzile, nel senso di marzese, marzoso, marzume del mese di marzo, nelle campagne venete. Scusa di ripartenza, non riesco a avviare i video, cavolo, perché con i guanti così invernali, col GoPro Media Mood non parte un cazzo. Lui ce l'ha sopra, vedi, lui ha la Insta 360. €69. Fanno bene a mandargli la finanza. Non so se avete seguito la storia dei rincari tra virgolette immotivati, nel senso che sì, c'è stata la guerra in Iran, però questo aumento così sproporzionato non è giustificato, sembra non essere giustificato, quindi c'è qualcuno che ci sta facendo la crestina e noi mone che paghiamo sopra. Ad Alleghe, mi dispiace non averti fatto vedere il lago ghiacciato, l'hai visto? Mi dispiace non averti fatto vedere un po' di montagne, però proprio non riesco a avviare il video con questi guanti, cioè proprio mi è impossibile. E qua è mezzo ghiacciato, vedi? Qua una volta tanti andavano a pattinare tra virgolette abusivamente nel senso che c'è il divieto di pattinaggio in quanto può essere pericoloso, perché come vedi ci sono certi punti magari più ghiacciati, altri meno, te vai là dove è meno ghiacciato e tac, sprofondi dentro, non dovrebbe essere il massimo in teoria. Ci sono tanti posti di blocco segnati sul Waze, però per il momento sono stati tutti fake. Un po' è anche colpa mia, oggi non ho portato i DV Killer, quindi sono un po' in ansia, vedi qua è segnato polizia tra 390 metri, diciamo, ecco, andiamo avanti con il motore sotto giri. Ecco, sì, vediamo di farlo scorreggiare il meno possibile, eccoli là, fai finta di niente, nonchalance, devo metterli perché in zona nostra puoi andare tranquillo, perché giustamente là tutti rubano, rapinano eccetera, figurati se la polizia va a rompere le palle ai cittadini onesti solo perché non hanno lo scarico stroppato, mentre qua nelle zone di montagna la delinquenza non c'è, quindi la polizia si concentra sul cittadino. È difficile passare questi, ma forse è meglio andare anche tranquilli, godersi un po' il panorama. Ma sì, dai, no, non cambia idea. Ah, guarda qua, ti ricordi che avevamo fatto la puntina? Guarda che bello. Ah, la signora toccava il naso, pensava fosse, invece no signora, era il naso. Sottoguda, è bellissimo sottoguda, marmolada. Non mi dà molta fiducia comunque questa strada, no, via tranquillo figlio. Vabbè, adesso chi la spegne la GoPro, però se può essere utile a qualche, avrà già in parte, a qualche GoProista puoi mettergli un timer di spegnimento, cioè anche se sta funzionando dopo 5 minuti si spegne, ok? Quindi è ottimo per quelle volte che magari sai la dimentichi accesa e via discorrendo. Oh, bello, ora a sinistra, che ficcata fica. Comunque i signorini strano sessuali di qua dietro, oltre ad avere le manopole riscaldate elettriche, hanno anche la sella riscaldata, cioè ci rendiamo conto? Porca troia, la sella riscaldata, cioè, per carità, no, è una cosa bella, ma voglio dire, guarda come va avanti la tecnologia, no? Porco cane, una moto con sella riscaldata e manopole riscaldate. Giustamente quelle sono moto da viaggio, questa qua è un ferro vecchio d'epoca. Passo Fedaia, siamo al passo Fedaia e mi si stroppano le rece perché siamo al passo Fedaia,
no, non c'entra per il fatto che siamo alti. Che bello, con la strada spaccata, perfetto. Welcome to Trentino, Canazei. Ciao Van Life. Cazzo, che strano guidare la moto con le sospensioni rifatte, ormai mi ero abituato a guidarla senza sospensioni. Vabbè, dai. Viva la diga e chi la furiga. Guarda, la diga con la neve, che roba? Wow, bello, 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 bello. Che spettacolo. Adesso faccio come fate voi quando io vado in bici, che vi trovo in macchina su tutti i sentieri, io vengo in passo in moto qua. Ecco, dove voi fate la passeggiata, voi così, questo plurale maiestatis buttato a casaccio. Eccola, ciao signora. Eccola, che robe, che bella la diga, che bella diga, la diga. Anche al fioretto là piace la diga, alla moglie un po' meno. Guarda, c'è anche il bar dedicato alla diga. Pensa qua, da quanto appassionati sono di diga, hanno fatto anche il bar. Che arietta, fioi. Si è visti molto. Oggi con noi c'è sia Omar del canale Un Posticino che Emanuele. Spettacolo anche la diga al contrario, reverse diga, per chi ha capito la sottile battuta. Forte da vedere con la neve. Vai, non sono caduto. No, devo lui filma me, che filmo io che filma lei. Esatto, quello volevo dire. Comunque più che no ci chilano. Però vedi come sta cercando di cambiare discorso. Sì. Cosa vuol dire? Bella persona, lo ha detto anche la signora. Bella persona, bruttissima persona. Con un crodino. Quello, con un crodino. Perché li ho superati e ho mancato di rispetto. Lui è Emanuele. Lui no, lui è sempre Omar. Veramente sterrato, porca miseria, la strada al ritorno, perché è veramente bellissima. È la strada che da Canazei, provincia di Trento, porta verso il sud, ok, le zone sudiste. Ma che roba? Ed anche a Sioretta che guarda all'orizzonte. Quanto spazzering! E che in moto non è bello lo spazzering. Attenti in discesa, che spettacolo. Cioè, secondo me ci sono cose tipo panorami, appunto, che è bello vederli anche in video, cioè da quanto piacevoli sono, anche se non ci sei di persona, te li puoi comunque godere, guardare. Guarda di là, sai che in camper, ti ricordo, è fattibilissimo, è un po' impegnativo nel senso che vabbè, insomma è tanto ripido, la ripidità è segnata del 15%, non sculettare moto, però ce la fai con qualsiasi camper, io direi qualsiasi, sia in termini di prestazionali di motore che in termini di dimensione. Non prendere paura, lo so che vabbè all'inizio ti può sembrare ripida, ma la strada, ti ripeto, è larga, quindi vai veramente tranquillo. Credo che con tutti i camper te lo puoi fare in seconda, non serve neanche metterla prima, te lo puoi fare in seconda. Questo perché, tanto che ciacolo, tu ti guardi il panorama, questo perché appunto la strada è larga e quindi tu puoi prendere più rincorsa, non sei frenato dalle curve, e sai, giustamente, basta, non so più che cazzate devo dire. Adesso farti vedere il panorama, che è veramente bello, ogni volta mi incanta, perché è proprio bello. Forse non l'avevo mai visto con la neve, sì, ecco, sì, probabilmente non l'avevo mai visto con la neve, quindi è visto in tutt'altra maniera, insomma, ecco. Guarda, ti dà quella stessa sensazione di discesa quando scendi dal Colle della Maddalena, dalla Francia all'Italia, che ci sono tutti sti tornantoni qua ripidi, spalle assassinate. Giustamente la comodità con sta moto non è una cosa inclusa nel pacchetto, diciamo, anzi. Purtroppo da Tobia, che è un chiosco molto figo in riva al lago, era chiuso perché non è ancora aperta la stagione, accidenti. Peccato. Se sei ad Alleghe è un posto che consiglio. Potevamo andare a mangiare su a Piani di Pezzè, però abbiamo detto no, con i tempi non ci stiamo, perché là
se non hanno cambiato, fanno una pizza eccezionale se non hanno cambiato il pizzaiolo. Però abbiamo detto, ora che ordini e ti arriva, mangiamo tutto quanto, fa troppo tardi e dopo qua inizia a far freddo, insomma, vedi, se il lago è ghiacciato non è che ci hanno messo qualcosa, è ghiacciato perché fa freddo, no? Allora ora che ti faccio vedere, se vieni appunto col tuo bel camperino, che non puoi fare quella strada che ti porta a quel posto paradisiaco che è Piani di Pezzè, qui dove c'è il curvone, occhio adesso, vedi, c'è la funivia che ti porta su, ti prendi il biglietto, andata e ritorno, e ti vai a mangiare la pizza. Su hai 3 rifugi addirittura, uno più bello dell'altro. Avevi sentito l'odore? Difatti lo avevi sentito. Ah, ecco, infatti ho detto, ci ha portato qua a naso. Volevo riprenderti mentre facevi l'intellettuale col menù, ti hai messo anche gli occhiali, ma niente. Birra tipica, guarda, c'è la birra Halle, che sei tu che non sei tipico, Omar. Potrebbe anche essere. Sei americano in questo periodo un po' così. Campers. Allora direi che mentre espellevo i miei bisogni fisiologici ho scoperto che questa cosa è il centro minerario di Valle Imperina. Facciamo quelli che sanno cosa stiamo andando a vedere. Stiamo andando a vedere la leggenda dell'Homo Salvarez, esatto. Tu mi dirai cos'è. Aspetta che leggo. È l'uomo. È un uomo selvatico che nessuno però aveva mai visto. La serie non esiste. Una leggenda! In una serie di... Ma the legend, not the legend! Ma puoi mettere... Pitti cagno a due! Ma puoi mettere che bello! Senti la moglie di Omar che lo controlla, senti sotto, attento. Ciao. Ok, approfitto del cervello di Omar che ha pensato, letto e dedotto tutto al posto mio. Non si vede il fumo? Sì, infatti, no, ma è bene sta roba, perché tutti e 3 devono fare la stessa fatica. Comunque il suo cervello ha letto e dedotto che qui c'è una pista ciclabile, si chiama Concatur Bike and Hike, chilometri 60/80, dipende, insomma, probabilmente se te sbagli o non te sbagli strada. E un po' di qua, vedo che è steratino, quindi insomma secondo me è da segnarci. Quindi ricordati, ora là, il parcheggio che ce l'hai, il parcheggio gratuito, è in strada, no? Ok? Quindi se vieni col tuo mezzo, sei... Cos'era questa roba che mi sono già dimenticato? La leggenda dell'uomo selvatico. No, ma quella era una roba, ma il posto qua, come si chiama? Il ponte. Il ponte, dai, siamo dei cialtroni! Guarda su Google Maps. Vabbè, diciamo che Google Maps ha sopperito alla nostra cialtronaggine e questo è il centro minerario Val Imperina. Quindi ricordati, c'hai il parcheggio, questo centro minerario che può essere interessante se hai il tempo di visitarlo, ovviamente è a pagamento, ho già letto cassa, e la pista ciclabile. Guarda la pista ciclabile mentre dico la pista ciclabile. Altra Pula, cioè oggi ci sono posti di blocco a catinelle, tipo la pioggia. Eccola, grazie macchine che avete rallentato, che così sono andato avanti senza accelerare, un altro po' schiacciavo anche la frizione. Un po' di robe, guarda, questa è l'area camper di Segusino, una volta sempre piena, ora con 3 camper e siamo di domenica. Senti i cocai. Regalino 1, regalino 2, regalino 3 e il super regalino 4. Sì, ora è infinitamente meno rumorosa, però è pazienza, o forse meglio, dai. Qua Ale non serve che censuro il pampino, posso lasciarlo qua. Quando mi faccio fare i testi da Gemini, che è l'intelligenza artificiale di Google, ottima anche per pianificare i percorsi con Google Maps, in quanto Google Maps è di Google e sono collegati. Oggi abito nella mia vecchia casa. Perché? Ecco il perché. Passo di già meno 3 gradi centigradi, non credo che saranno tutti felici. Guarda Tortora, è le amiche del CP. E c'è anche un pettirosso, guarda che bello. Eccolo là. Aspetta che ingrandisco, sta fermo pettirosso. Eccolo. Buongiorno. Questi guardi, fatti i cazzi tu. Oh via, stanno a casa.
le amiche, nel senso che gli venivano a ciulare sempre il cibo alla Amy, no? Quando era vecchia lei ovviamente non li cagava neanche, a parte che i piccioni non li ha mai considerati, e così gli è rimasta l'abitudine di venire qui a cercare se ci sono ancora le crocchette, e no, non ci sono più. E lei è lì, in quell'angolo lì, che è dove andava a far la guardia, vedi dove c'è quel faro lì, è sepolta lì. Per quanto possa sembrare strano, macabro, quello che vuoi, quando mi manca io guardo lì e penso che, per quanto sia il suo corpo in decomposizione e null'altro, e non la sua consapevolezza di vita, penso che è lì con me, cioè sento che è lì con me, sento che è, tra virgolette, al sicuro, protetta, cioè che, non so, forse un modo di vedere la fine degli eventuali freddi dell'inverno, che a parte che non stava in camper con me l'inverno, quindi non lo so, è una cosa difficile da spiegare, forse anche inutile, era solo così per chiacchierare un po' in compagnia. Abbiamo la giornata col classico mal di testa e niente, volevo farti questa moto qua, appunto. Ah, che bello riguidarla a casa, fioi. So, bella la moto finché vuoi, però boh, sarà che ormai sono vecchio dentro. Ma la moto è una cosa che dai e dopo basta, cioè dopo magari la rivedi dopo 2 giorni, 3 giorni. Con la casa o con la bici attaccata alla casa invece è una cosa continua, non stop, insomma, ecco. Cazzo, vuoi mettere il riscaldamento, tranquilli, musichetta, beh, ciao, d'altronde bisogna, dico sempre, bisogna prima fare un po' di sacrificio per provare, poi per godere poi le comodità. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle, oh it was beautiful, magical. All the birds in the trees, will they be singing so happily, oh joyfully, oh